Bene, BCTV, saluto a tutti, siamo in collegamento con Pier Francesco Monni, questa intervista, benenne tu Pier Francesco, Buonasera. a questa istrata Sammandra del romanzesu che è BCTV, siamo di no che poi anche una ragionata, come te l'abbiamo fatta che sono stati le piscine vizicheso. E cominciamo subito l'intervista, insomma. Ecco, tu in casese, come in questo momento in un basese, Pier Francesco. Allora, buonasera intanto e grazie Bustia per questa bella iniziativa. Quindi adesso sono a Ginevra, dove vivo e lavoro al CERN. Dunque, per spiegare di cosa mi occupo, forse devo dire un po' brevemente di cosa tratta il CERN di Ginevra. Quindi il CERN è un'organizzazione internazionale, è un laboratorio di ricerca la cui missione è di esplorare la fisica delle particelle elementari. Dunque, lo scopo di questo campo di ricerca è in pratica di spiegare, di comprendere e descrivere tutti i fenomeni naturali che osserviamo nell'universo a partire da un insieme di leggi fondamentali, che sostanzialmente equazioni matematiche, che intuitivamente descrivono l'universo come composto da degli oggetti elementari che chiamiamo particelle, dei costituenti elementari e delle loro interazioni, che appunto vengono descritte da queste leggi. Quindi per fare un esempio banalissimo, se prendete qualsiasi oggetto che vediamo nella Terra ogni giorno, per esempio questa penna o qualsiasi altra cosa, come sapete è composto e fatto di atomi o molecole. Ora, quindi sono atomi legati in un reticolo secondo legami, interazioni di natura elettromagnetica. Quindi se fossimo in grado di zoomare all'interno di questi solidi, di questi oggetti, allora vedremmo che gli atomi non sono delle quantità fondamentali, ma in realtà sono fatti di un nucleo piccolissimo e di una nuvola di elettroni che ci gira attorno. Quindi gli elettroni sono delle particelle che chiamiamo elementari, quindi sono indivisibili, sono dei mattoncini fondamentali dell'universo, mentre il nucleo si può ulteriormente decomporre in particelle ancora più fondamentali, che si chiamano protoni e neutroni, che a loro volta sono fatte di particelle ancora più fondamentali, questa volta elementari, quindi indivisibili, che chiamiamo quark. Quindi a partire da questi due tipi di particelle, i quark e gli elettroni, e dalle loro complesse interazioni secondo forze nucleari e elettromagnetiche, riusciamo a spiegare essenzialmente il comportamento e la struttura di tutti gli oggetti che osserviamo in natura oggi. Ora, se a queste particelle aggiungiamo un altro piccolo numero di altre particelle e di interazioni, allora riusciamo a spiegare la quasi totalità dei fenomeni che osserviamo nell'universo. Quindi domande molto complesse, come per esempio che vanno dal comportamento della natura nell'infinitamente piccolo, come ad esempio la fisica nucleare o fisica delle particelle, o appunto fenomeni che accadono nello spazio su distanze molto più grandi, come per esempio le reazioni che avvengono all'interno delle stelle o del Sole. Ora, l'obiettivo finale è chiaramente quello di capire e di descrivere l'universo nella sua totalità, tutta la sua complessità, quindi capire per esempio come l'universo ha fatto ad arrivare a quello che osserviamo oggi, come era l'universo miliardi di anni fa, per esempio subito dopo la creazione, e come sarà in un futuro lontanissimo, tra milioni o miliardi di anni, quando non ci saremo più. Ovviamente queste sono domande molto complesse e al momento non abbiamo una comprensione talmente avanzata da poter rispondere a queste domande. Adesso la parte cruciale è che la risposta a queste domande si nasconde, almeno in parte, in quello che è successo nell'universo pochissimi istanti dopo la sua creazione, che chiamiamo Big Bang. Quindi per poter trovare la soluzione a questi problemi dobbiamo riprodurre in laboratorio delle condizioni che almeno si avvicinano il più possibile a quei primi istanti.
Quindi ai giorni d'oggi il modo più efficiente che abbiamo per riprodurre queste condizioni è quello di creare degli enormi acceleratori di particelle, come quelli che avete visto nel video iniziale, e di scontrare dei fasci di particelle che si muovono ad altissima velocità, quindi con altissima energia, per produrre dopo lo scontro, quindi dei sistemi di centinaia di particelle che interagiscono e si comportano secondo queste leggi fondamentali che vogliamo studiare. Quindi dallo studio del comportamento di queste particelle dopo la collisione riusciamo a risalire, secondo metodi e tecnologie molto avanzate, al comportamento della natura in quei primi istanti dopo la creazione dell'universo. Dunque, per capire cosa si fa al CERN, allora il CERN ospita un po' cioè questa situazione, quindi quello che dobbiamo fare appunto è un po' qui che si nasconde un po' l'eleganza della natura in un certo senso, nel senso nel guardare l'universo, la natura su queste distanze infinitamente piccole, quindi con queste collisioni di particelle si riesce ad avere risposte a domande complicate poste su scale, su distanze enormemente grandi, quindi a livello del cosmo. Il CERN appunto si occupa in senso molto lato di questo tipo di problemi, quindi ospita un numero di esperimenti di fisica delle particelle, tra cui il più grande è quello che chiamiamo LHC, che è un acronimo inglese che significa Grande Collisorio Hadronico. I hadroni sono i tipi di particelle che vengono fatti scontrare, ed è un anello gigantesco di 27 km di circonferenza, posto a circa 100 metri sottoterra, quindi parte qui sotto di me al CERN e poi gira la maggior parte della circonferenza in Francia per poi tornare qua. Quindi vengono fatti girare due fasci di particelle cariche, di protoni, attorno all'anello, e poi quando raggiungono energie e velocità sufficientemente alte vengono fatti scontrare in 4 punti. Quindi dallo scontro vengono prodotti questi eventi estremamente complessi che nascondono in appunto piccoli dettagli che ci permettono di risalire alle leggi della natura ad energie altissime, quindi quello che governava l'universo nei primi attimi di vita. Ora, gli esperimenti vengono gestiti da una famiglia di fisici che chiamiamo fisici sperimentali, quindi sono loro che si occupano delle misure, raccogliere i dati, analizzarli, anche spesso costruire e progettare i sistemi rilevatori e la manutenzione. Poi una volta raccolti questi dati, quindi questi dati sono molto complicati, no? Ci dicono per esempio la distribuzione nello spazio di queste particelle che vengono create, la loro energia, di che tipo di particelle si tratta, come decadono e così via. Poi questi dati, una volta raccolti, vengono confrontati con dei calcoli ottenuti da modelli teorici che in pratica racchiudono in un linguaggio matematico molto avanzato la nostra comprensione attuale delle leggi dell'universo, della natura. Quindi la parte teorica è gestita da un'altra famiglia di fisici che chiamiamo fisici teorici, che è quello appunto di cui mi occupo io. Quindi vengono fatti questi calcoli molto sofisticati, estremamente precisi, e una volta confrontati con i dati sperimentali, quello che si spera, che si cerca, è delle piccole discrepanze tra l'osservazione e la teoria, che potrebbero potenzialmente indicare la presenza di un effetto nuovo, che appunto non è spiegato dai modelli che utilizziamo oggi, e quindi potenzialmente è quello che chiamiamo nuova fisica. Quindi la scoperta di qualcosa di completamente nuovo che potrebbe potenzialmente spiegare quei problemi di cui parlavo prima. I problemi sono appunto delle domande molto complesse, per esempio perché l'universo sembra contenere più materia di quanta ne possiamo osservare, oppure perché la distribuzione di materia in un certo senso nell'universo è tale per cui appunto, permette alla natura e ai corpi celesti di esistere come li vediamo e non
annichilirsi e decadere in energia in una frazione di secondo, quindi ci permette in sostanza di esistere. Ecco appunto, quindi io mi occupo di fisica teorica e mi occupo appunto della parte di modellistica più matematica del campo. Quindi lavoro al Dipartimento di Fisica Teorica del CERN, che è un gruppo relativamente piccolo. Si tratta di 50-60 persone in un laboratorio di migliaia e migliaia di scienziati. Quindi queste dimensioni ridotte appunto permettono di mantenere la qualità della ricerca ad un livello particolarmente alto. Di fatto in questo gruppo ci sono diversi sottogruppi che in pratica coprono i principali settori di ricerca in fisica teorica che sono rilevanti al momento, quindi dalla gente che fa fisica delle particelle agli acceleratori come me, a chi fa cosmologia o aspetti più matematici della teoria, come teoria delle stringhe, eccetera. Il nostro gruppo si occupa di diverse cose, quindi per fare capire di cosa mi occupo tutti i giorni, sostanzialmente possiamo pensare a tre attività. La prima è chiaramente supporto agli esperimenti su questioni di natura teorica, quindi ad esempio sull'interpretazione dei dati, fornire i calcoli con la giusta precisione e anche supporto su strategie di misura spesso, eccetera. Poi molto spesso studiamo la fattibilità e il potenziale di esperimenti futuri che verranno costruiti probabilmente dalla generazione successiva di fisici, non solo al CERN, ma anche in altre regioni del mondo, come in Cina, Giappone o negli Stati Uniti. E poi la terza attività, che è quella principale, è la ricerca fondamentale. Quindi ognuno di noi conduce dei progetti di ricerca su particolari problemi e campi che interessano appunto queste domande di fisica fondamentale, e queste ricerche vengono fatte o all'interno di team locali, quindi con altra gente del CERN, oppure più spesso a livello internazionale, quindi con gente di altri ricercatori in altre università o istituti di ricerca attorno al mondo. Quindi questo in pochissime parole quello di cui mi occupo. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Questo è chiarissimo, è una chiarezza veramente, cioè, penso che ti sia fatto comprendere da tutto. Cioè, sì, però anche in un riassunto, praticamente, sì, voi studiate solo fenomeno e dite, sì, voi aspettate che si funzioni in una certa maniera. Si batta invece uno disturbo chiaramente è venuto da una causa, e quindi voi andate a cercare sul disturbo che vesti stati in modo tale che sia a capo dei ipotesi successi, insomma. Ecco. Lo CERN non è solo lo Stato italiano che se ne è occupato. Mi pare che è stato fondato dai due componenti, o no, al momento venne su nome, ma attualmente però pone in mezzo pure tantos altri stati, tantos altri componenti che non sono fondatori, ma comunque sono entrati dopo Paris Boys. Esatto. Quanto stato va come Allora, mi pare che il numero attuale sia 23, però ci sono degli stati in attesa che entreranno all'interno del gruppo degli stati membri in futuro, e altri stati che sono quelli che chiamiamo osservatori, quindi sono partner del CERN, ma non partecipano attivamente nel prendere le decisioni, per esempio, sulla politica o le strategie scientifiche del laboratorio. Stati come appunto per esempio la Russia. Quindi appunto è un ambiente molto dinamico in continua crescita, nel senso che appunto è iniziato con pochi stati e adesso, soprattutto grazie al direttore generale che sta facendo un fantastico lavoro, si cercano continuamente nuovi partner. Perché? Perché ci sono una serie di esperimenti che vorremmo fare in futuro, che appunto coprono diversi settori del campo. Questi esperimenti costano chiaramente un sacco di soldi, quindi ad esempio
una delle cose più grandi, più futuristiche che si stanno facendo adesso. Prima ho parlato di questo tunnel di 27 chilometri che passa attraversa la Svizzera e parte il confine con la Francia. Si sta pensando di fare una versione molto più grande, 4 volte più grande, quindi sarebbe lungo circa 100 chilometri, sarebbe talmente lungo che dovrebbe passare in parte sotto il lago. Ovviamente con energie estremamente più alte, circa 6 volte più alte. Ora, un esperimento del genere chiaramente richiede una quantità enorme di studi, di ingegneria, studi geologici, eccetera, quindi richiede avere dei partner intanto negli stati che lo ospitano, quindi Francia e Svizzera, però anche un sacco di fondi. Costerebbe circa 20 miliardi far partire una cosa del genere, e quindi devi raccogliere i soldi. Ecco. Quindi quello che si fa è si cercano dei partner, degli altri partner internazionali, solitamente sono stati relativamente piccoli che non possono permettersi un programma di ricerca da soli, quando invece si uniscono alla comunità internazionale come il CERN si riesce a raccogliere un capitale importante e quindi ad avere un programma di ricerca scientifico che di fatto è il leader mondiale nel settore. Quindi appunto l'organizzazione è dinamica, non è, il numero di stati membri varia nel tempo e speriamo possibilmente insomma ce ne saranno dei nuovi in futuro. Si è andato sempre ampliando questo aneddosi in un beggina nella sparticella, a questo la figura che poi è visita pure sul matto, che batta diverso aneddoti fatto in diverso tempo e poi mano a mano si è arrivato a questo dei 27 km e come mi se nanne chi ne deve fare che il gallo non pulmano. I poleghenne e dato appunto di succedere che questo vessel di anello lo usate il gallo può iniziare l'accelerazione sparticella sì, esatto. scollegatesi a saneddu manno insomma non deve girare appunto che sia energia che si innanni insomma canto pulmano este saneddu quindi canto puso siete in grado di analizzare questa carica elettrica, questo fenomeno, no? Quindi allora, esatto, il complesso di acceleratori è grande, non c'è solo un anello, ce ne sono diversi. E l'idea, questi anelli sono altro che esperimenti passati, che anni fa erano all'avanguardia e poi sono stati superati dalla tecnologia e quindi ne hanno costruito di più grandi. Quindi però non vengono mai buttati via, perché tanto sarebbe stupido buttare via una cosa che uno strumento, un apparato scientifico che funziona bene. Poi c'è il tunnel, c'è l'infrastruttura, quindi vengono riutilizzati e integrati in esperimenti presenti o futuri. Questo si fa per esempio sia sfruttando, quindi vengono usati per esempio per preaccelerare i fasci di particelle che poi vanno nell'acceleratore principale. Il motivo è che l'acceleratore è circolare, quindi questi fasci di particelle vengono tenuti in traiettoria con dei campi magnetici molto molto potenti. E quindi per operare le particelle devono avere una certa energia, una certa velocità. Se si immettono con energia troppo bassa chiaramente non funziona. Quindi si preaccelerano per stadi usando degli altri complessi di acceleratori più piccoli e poi vengono immessi in quello principale. E poi, a parte questo, spesso i fasci di particelle prodotti in questi altri acceleratori più piccoli vengono anche utilizzati per altri esperimenti che richiedono energia più bassa, però magari esplorano altri aspetti della materia e dell'universo. Quindi l'acceleratore futuro, quello di 100 km che dicevo prima, non è ancora stato veramente approvato, in fase di studio. Se verrà approvato e costruito, l'acceleratore di adesso, l'LHC, quello di 27 km, sarà l'ultimo stadio di preaccelerazione dei fasci di particelle prima di immetterle in quello enorme, che quindi viene fatto in modo graduale. Cioè, insomma, poi lo sa che il girare, poi lo sa che scurvare entro del saneddu, questo creato campo magnetico che lo costringono a curvare, così non devono andare
dritta questa particella al di andare, no? Esatto. Sì. Quindi sono campi magnetici, chiaramente tutto questo processo che adesso ho descritto in poche parole richiede uno sviluppo di tecnologia immenso. Questo sia dal lato tecnico, ingegneristico, per esempio costruire questi magneti superconduttori che ad altissimo campo magnetico, quindi devono operare a temperature bassissime, e poi anche dal lato su aspetti più teorici, per esempio sviluppo di tecniche matematiche o di algoritmi e questioni di utilizzo, per esempio, di questi supercomputer enormi che utilizziamo per fare i calcoli, ad esempio. Quindi, per fare un esempio, una delle limitazioni principali adesso per pensare a costruire questo nuovo acceleratore di 100 km è appunto che non esistono al momento dei magneti superconduttori talmente potenti da poter operare quel tipo di macchina. Quindi ci si aspetta che questa tecnologia verrà creata a un certo punto negli anni 20, quindi nei prossimi 10 anni, però non si può fare troppo affidamento, quindi questo aggiunge incertezza chiaramente all'intero progetto, perché la tecnologia che ci serve per farlo non esiste ancora e verrà sviluppata per fare questo esperimento. Poi una volta che esiste chiaramente può trovare applicazioni in un sacco di altri campi. Per arrivare a questo livello di elaborazione su CERN si deve adeguare, si è visto costretto praticamente a ponere in collaborazione, in collegamento diversi computer e piano piano ha inventato questa che è la rete di quale noi non serviamo come, cioè il primo browser praticamente è stato inventato dai su CERN e poi l'ha reso libero per tutto il mondo, insomma. Sì. Quindi dai Q veneti su fatto che noi siamo a ragionare fino a servire di questa tecnologia, insomma. Sì, esatto. In generale, sì. Allora, in generale ci sono delle... appunto, in questo lavoro ci serve continuamente essere connessi non solo all'interno del CERN, ma a livello globale, quindi anche scambiare dati e usare macchine. Per esempio, una delle strategie che sono state utilizzate per anni dai gruppi sperimentali del CERN per fare le simulazioni e l'analisi dei dati che venivano raccolti agli esperimenti, e questa è stata quella di utilizzare quella che chiamiamo la griglia. La griglia non è altro che una rete a livello europeo, ma in realtà ha alcuni nodi anche in regioni più lontane, di computer che sono tutti connessi, quindi da qui si può appunto mandare, si può fare girare delle simulazioni che vengono poi distribuiti dalla griglia da un sistema automatico, e quindi possono per esempio girare su un computer che si trova in Inghilterra e poi una volta che i risultati sono pronti ritornano e vengono processati qua. Quindi c'è questo continuo bisogno di potenza computazionale, proprio perché la quantità di dati è elevatissima e anche i calcoli teorici che facciamo sono estremamente complessi, quindi c'è bisogno di computer sempre più grandi per poterli fare efficientemente. Quindi internet di fatto è stata una necessità, è stato creato in parte è stato creato per questo motivo. In generale ci sono due tipi di influenza tecnologica sulla società che vengono fuori da questo tipo di ricerca. Il primo è quello più immediato che vediamo, che è quello indiretto, indotto. Quindi non è un impatto che viene fuori direttamente dalla ricerca, dagli argomenti che ricerchiamo, ma piuttosto dalla tecnologia che viene sviluppata per fare questo tipo di ricerca. Quindi un esempio è internet, un altro esempio sono i magneti, per esempio, che poi si possono utilizzare in un sacco di altre applicazioni ingegneristiche. Un altro esempio importante è l'utilizzo, per esempio, di acceleratori di particelle, che oggi in medicina. Questi vengono utilizzati, per esempio, per curare, per attaccare particolari tipi di tumore, o
anche per curare ultimamente anche aritmie cardiache, insomma è un altro spettro di applicazioni. Quindi ci sono applicazioni di questo tipo che chiaramente quando hai la tecnologia poi l'uomo è un essere abbastanza creativo, quindi si trova sempre il modo per sfruttarli. Poi c'è un secondo impatto che questa ricerca ha sulla società, che forse è ancora più importante, che però non è immediato. Quindi questo solitamente non si vede immediatamente perché la scienza, gli aspetti della scienza che indaghiamo, che esploriamo, sono molto più avanzati rispetto alla tecnologia odierna. Quindi le cose che scopriamo adesso, che vediamo adesso, che utilizziamo per interpretare la natura ora, non siamo in grado ancora di capire come sfruttarle per applicazioni tecnologiche. Queste solitamente arrivano parecchi anni dopo, anche 50-100 anni dopo. Un esempio che posso fare, per esempio, è circa 100 anni fa, le teorie più avanzate, più innovative che c'erano erano sostanzialmente la meccanica quantistica, che descriveva questi comportamenti bizzarri delle particelle su scale molto piccole, e la teoria della relatività generale, formulata da Einstein, che descriveva il comportamento della forza di gravità su scale enormi, quindi a livello cosmologico, celeste. Entrambe le teorie sono completamente non intuitive, quindi sono completamente strane e bizzarre, e chiaramente gli scienziati stessi all'epoca non vedevano nessuna applicazione pratica. Poi invece adesso, 100 anni dopo, andiamo a vedere cosa è successo. Per esempio, un sacco dell'elettronica moderna o i laser lavorano e funzionano grazie alla comprensione avanzata della meccanica quantistica, e molto probabilmente la prossima generazione di computer, che saranno molto potenti, sarà anche governata dalla meccanica quantistica. Questo ci permetterà di fare delle cose eccezionali, per esempio spingere l'intelligenza artificiale a livelli che adesso sono inimmaginabili. E questo potrebbe non essere troppo lontano nel futuro, stiamo parlando anche dei prossimi 20 o 30 anni. Per quanto riguarda invece la relatività generale, che era una teoria appunto completamente nuova e con delle caratteristiche piuttosto sorprendenti, quindi bizzarra, considerata come bizzarra da un sacco di scienziati dell'epoca, adesso governa di fatto tutti i sistemi di navigazione, non solo celeste di, per esempio, satelliti o sonde che mandiamo nello spazio, ma anche sistemi di navigazione che utilizziamo nella Terra, come per esempio il GPS, che funziona grazie a questa tecnologia. Quindi la tecnologia arriverà, appunto. Come dicevo prima, l'uomo è un essere molto intelligente, quindi una volta che c'è la scienza, che c'è la conoscenza, si cercano continuamente idee per sfruttarla in un modo o nell'altro, non sempre per il bene dell'umanità, però di sfruttarla in modo tecnologico. Cioè, io come voglio entrare veramente fino a questo aspetto sociologico e umano, dell'umanesimo del CERN. In questo senso, leggo questa frase di Isidor Isaac Rabi in occasione del 30° anniversario, questo è nato sul 1984, ai giorni del CERN. Narrata: l'Europa è stata teatro di violente guerre per più di 200 anni. Adesso, con la fondazione del CERN, abbiamo qualcosa di diverso. Spero che gli scienziati del CERN si ricordino di avere anche altri doveri, oltre che proseguire la ricerca della fisica delle particelle. Essi rappresentano il risultato di secoli di ricerca e di studio per mostrare il potere dello spirito umano. Quindi mi appello a loro affinché non si considerino tecnici, ma guardiani di questa fiamma dell'unità europea, così che l'Europa possa salvaguardare la pace nel mondo. Cioè, questa frase mi ha impressionato, cioè danno a voi il fisico, a voi gli scienziati un ruolo importantissimo, questo deve essere a ponere a pare la gente su mondo chi invece magari l'economia non resiste alla ponere a pare, cioè l'economia, la geopolitica, tutto questo sono mentre ne andiamo a scane assade, mentre gli scienziati
astes in mano un altro strumento, cioè riuscire a lavorare pari, sono diversi stati, diverse nazioni che sono lavorando pari e sono lavorando che su matessi scopo, questo di avanzare e scienza e di dare benessere, che come un anno, dai cui anche se le macchine elettroniche che stiamo usando come computer e così via, ma anche se ne pure tutte le macchine della medicina, cioè la TAC, tutta la tomografia, eccetera, eccetera. Dai questa ricerca che siete facendo voi, che è tutto basata su questa ricerca della particella. Ecco, tu ti intendi sopra questo ruolo sociale e umanistico? Ok, sì, una bella domanda. È un impegno importante in realtà che il CERN tende parecchio a sottolineare, quindi quando diventi parte di questa comunità, che appunto è molto internazionale, una delle cose essenziali è quella di armonizzare l'interazione tra diverse culture, diverse nazionalità, che appunto possono essere anche completamente diverse sotto l'aspetto culturale o economico, politico, eccetera. Quindi questo rende l'ambiente non solo del CERN, della ricerca scientifica, affascinante, particolarmente interessante, perché appunto noi lavoriamo indistintamente con un sacco di gente in un sacco di nazioni, di regioni diverse del mondo e in un certo senso il concetto di frontiera, eccetera, ha un po' meno importanza per quanto ci riguarda. L'unica cosa che viene considerata è appunto l'aspetto scientifico, quindi gli obiettivi scientifici, quindi l'interesse comune per la ricerca e soprattutto fatti. Cioè, una cosa che secondo me conta tantissimo in un ambiente scientifico è che tutte le decisioni, tutte le opinioni si basano su fatti. Quindi se i fatti non sussistono, una cosa non è dimostrata scientificamente, allora non si può sostenere. Quindi scompare completamente il basarsi su opinioni, no? Che è quello che purtroppo succede in politica il più delle volte ormai. Quindi secondo me quello è un po' all'origine di tutti i problemi, perché se una cosa si fa e si dimostra, allora si lavora in modo efficiente verso un obiettivo comune. Se si basano le proprie decisioni su questioni completamente soggettive che non possono essere dimostrate, allora a quel punto partono insomma i populismi con tutte le conseguenze che abbiamo visto negli ultimi anni. Quindi queste cose in un ambiente scientifico non possono quasi mai succedere, proprio perché ci si basa su cose solide, su cose che possono essere dimostrate. Quindi il fatto che il CERN sia la scienza sia un ambiente internazionale, almeno questo tipo di scienza, sia un ambiente internazionale che appunto incita l'amicizia tra nazioni, è credo una conseguenza diretta di questo modo di affrontare l'universo, e quindi in un certo senso poi una volta che diventi parte di questo mondo, di questa comunità, inizi anche tu a vedere il mondo con occhi diversi. Ecco, quindi qui siamo tutti molto, molto contenti di lavorare in un ambiente così internazionale. Qualcuno l'ha definito un laboratorio di pace su CERN, l'ha definito. Secondo me non si è sbagliato di tanto. E colamo a te come persona, come studioso, come fisico. Ti sei laureato in Torino, e poi hai fatto su master sempre in Torino, mi pare, è vero o no? Allora, sì, ho fatto l'università a Torino, però non ho iniziato con fisica. Ho iniziato a fare ingegneria aerospaziale, che era molto interessante. Mi piaceva, però mi sono reso conto quasi da subito di preferire materie più scientifiche. Un po' quello che mi ha spinto a cambiare allora era il fatto che tutto quello che studiavo, insomma, in ingegneria
come sai bene. Come per esempio, non lo so, la costruzione di sistemi di controllo automatico, questioni di aerodinamica, eccetera, erano sempre basate su leggi e norme con una data di scadenza, nel senso, il modo in cui costruiamo un aereo adesso non sarà quello con cui si costruirà un aereo tra 200 anni, ovviamente, perché come la tecnologia cambia ci saranno dei modi più efficienti per farlo. Quello che mi piaceva della fisica, che mi affascina ancora adesso, era appunto che essendo una scienza fondamentale, quello che si scopre, quindi il comportamento che si scopre dell'universo in certi fenomeni, è una legge scritta su pietra, quindi non cambia, vale qui come vale a milioni di anni luce da noi, e vale per sempre. Quindi questa era una... Vale un esempio. La legge del decreto vale un esempio, non è che si può modificare. Esatto. Quindi questo mi ha spinto a cambiare. Quindi, quello che ho fatto però non ho lasciato subito, ho finito ingegneria, e ho preso laurea triennale in ingegneria aerospaziale e poi mi sono specializzato in fisica teorica, che a Torino, ma all'Università di Torino, non al Politecnico, perché il Politecnico, essendo un'università tecnica, non permetteva non offriva corsi di laurea su argomenti così scientifici. Poi all'università ho avuto un ottimo professore relatore di tesi che mi ha mandato a Zurigo, mi ha permesso di andare a Zurigo per fare il dottorato di ricerca. Quindi a Zurigo ho vissuto 4 anni, poi da Zurigo mi sono spostato all'Università di Oxford, in cui ho lavorato per circa 3 anni su questioni di fisica delle particelle, e poi da Oxford nel 2016 mi sono trasferito qua. Quindi sono quasi 4 anni ormai che vivo a Ginevra e lavoro al SER. Io, per Francesco, ho provato a leggere qualche cosa adesso che hai scritto tu. Vabbè, sono ingegnere pure io, ma non va compreso proprio nulla. Cioè, pacas cose sono necessito a leggere, insomma, vino a suppa di questa teoria dell'errore, della misurazione e così via, metta complicata. Tu insomma, ti assappas bene in mezzo di questo numero, che abbiamo diventato improbabili e poi diventano probabili e così via, insomma. Evidentemente basa proprio, cioè, pasto tu, insomma, la passione che può andare a guerrare chi numero a questo livello, bicchiere davvero passione meta, bicchiere. Sì, sicuramente tantissima passione, penso tutti quanti, chiunque faccia questo lavoro ha insomma, il motore, quello che dà il boost per arrivare a decidere di fare questo lavoro è la passione. Questo è fondamentale per una serie di motivi. Uno, perché richiede intanto un lungo percorso di studi, serve la laurea e il dottorato solo per poter accedere ai posti di lavoro in questo settore, quindi anni di studio, e poi anche il fatto che la ricerca scientifica spesso insomma, è una cosa che non ha veramente dei ritmi regolari, orari regolari, quindi ti spinge anche ad avere lunghi periodi particolarmente stressanti. Quindi sono cose che fai volentieri se veramente lo vuoi fare, non ci capiti per caso, devi decidere di volerlo fare. Quindi solitamente questo tipo di passione si manifesta già in età molto giovane, ecco, sotto forma per esempio di curiosità verso il funzionamento delle cose o la struttura dell'universo, le stelle, eccetera. Quindi tutti quelli che conosco, almeno che fanno questo lavoro oggi, quindi i miei colleghi, sono stati spinti da questo tipo di passione già da giovani. Poi, altre cose, appunto, a parte per fare il fisico teorico, appunto, chiaramente deve piacerti la matematica in generale, perché si usa un linguaggio matematico particolarmente avanzato, che però è molto, molto affascinante. Ecco, quindi molto spesso questi sviluppi vengono fatti anche assieme, in collaborazione con
con veri e propri matematici, quindi la matematica che utilizziamo, che si utilizza in questo campo, a volte è veramente nuova, quindi è stata sviluppata pochi anni fa, anche fino a 10 anni fa, così. Quindi per questo serve anche poi un po' di creatività nel senso che cioè all'università e durante il dottorato studi la letteratura di questo campo, studi gli articoli, i libri, però poi alla fine il progresso si fa grazie a nuove idee e spesso le nuove idee vengono dal contributo individuale di una o poche persone, un team di poche persone, quindi diventa anche un lavoro un po' individualista, e quindi questo un po' contribuisce anche a renderlo particolarmente stressante a volte. Quindi nessuno ti insegna chiaramente come fai a creare nuove idee, questa è una cosa che insomma è innata, devi avercela e basta. Poi una terza cosa forse è quella di volersi prendere dei rischi, perché la fisica, come tutte le scienze elementari, non ha, in termini molto pratici, non ha tanti posti di lavoro, non solo in Italia, ma a livello globale. Quindi c'è il rischio concreto che uno studi per 10 anni e poi non trovi un posto, quindi debba fare altro, che è possibile perché una formazione di questo tipo ti apre diverse possibilità. Quello però può essere enormemente deludente. Quindi chiaramente questo aspetto del rischio non lo sentiamo perché lo facciamo con piacere, quindi, però uno che inizia, che punta a questo tipo di carriera, secondo me deve tenere presente che esiste la possibilità di avere un posto con una vita stabile, vita professionale stabile, e basta, insomma, c'è un sacco di competizioni, i posti sono pochi, quindi qualche rischio bisogna prenderselo, e quindi viene nel pacchetto tutto quanto, la passione, la creatività dal punto di vista scientifico e anche un po' la determinazione, quindi per poter ignorare questi fattori di rischio che rimangono per i primi anni di questa professione dopo il dottorato. Sì, in questa società che siamo vivendo come si nota, a parer mio, una certa disconnessione tra sono che sono impegnato a tie fisico o tecnico o ingegneri di alto livello e così via, e poi una massa di persone che pensano che sul cellulare, per esempio, sarà stappato in suo cammino e che insomma è un prodotto del suo tempo che nel Veneto del sede, che non vi pone tutto sul capitale, chi vesti stati in pala dei studios ed è gente che a Boise che appunto hanno studiato. Però poi questa gente che pensa appunto che sul cellulare sia una cosa che nel Veneto del sé, oppure un altro qualunque strumento, i tenniscono un tablet, un computer e così via, diventano improvvisamente esperto del tutto e sul media. E sul media sono esperto del tutto. Einstein è uno dei custosi, sono a suo stesso livello. Cioè ti si pone in sa cara, viene da chi non ne comprende nulla, però la cara ti si la pone in suo stesso, sono esperto di vaccino, sono esperto di medicina, sono esperto di tecnologia, sono esperto di tutto. Ecco, voi si chiedete neurone di un cervello collettivo che, come te tu è, ogni neurone deve dare un contributo, cioè viene a elaborare cosa sua, però poi dà suo contributo a suo cervello collettivo che sta a fare andare da innanzi si scienza in suo mondo e viene la tecnologia che è positiva in suo mondo. Come te lo dite questa disconnessione? Cioè viene a sente di essere tua, pizzino di essere tua, chi si muove in un livello di banalità, però a suo stesso tempo si autoinvestono le capacità che poi non hanno, e la accampano pure, la manifestano, se ne fa che ne vanto, che ne la sai, insomma. Sì, purtroppo è un fenomeno diffuso che si può probabilmente
ridurre in parte con un po' di informazione, quindi già i media soprattutto giocano un ruolo essenziale su queste cose, dovrebbero informare di più, quindi a partire dai social networks, anche i giornali, i telegiornali, ecco, educare un pochino di più la gente su materie particolari. Nel nostro lavoro, nel nostro piccolo, insomma, c'è questo effetto, e di fatto quello che è successo è che anche c'è comunque una comunità di gente che pensa che quello che facciamo o sia pericoloso perché vengono creati dei buchi neri sotto l'acceleratore durante le collisioni, oppure sia troppo caro, però continua a criticare seriamente, quindi per vie legali, questo tipo di ricerca scientifica. Quindi bisogna poi reagire, ecco, in modo serio e compatto. Chiaramente altre branche scientifiche come la medicina, secondo me, sono una questione un pochino più seria, perché in quel caso se la gente si oppone o si convince, insomma, che cose come i vaccini o certe terapie siano nocive, poi l'intera comunità, l'intera società che ne paga le conseguenze. Quindi purtroppo c'è questa cosa, si può almeno ridurre con un sacco di informazione e un sacco di educazione che deve essere imposta alla gente indirettamente, semplicemente trasmettendola nei media. Non è una cosa immediata, richiede un decennio o di più, però è necessario. Cioè, come dicevo prima, la cosa cruciale, il modo in cui pensiamo noi, è che bisogna procedere per fatti, quindi si fa qualcosa, si guardano i fatti, da tutto, dalla ricerca scientifica che facciamo, anche sulle strategie per costruire nuovi acceleratori, o anche appunto coinvolgere un altro Stato per aumentare il capitale, eccetera. Vengono posti dei fatti obiettivi sul tavolo, e quelli sono questioni vere, si decide su quello con cognizione di causa. Nel campo scientifico si elimina completamente, o si tende a eliminare, isolare chi prende decisioni o fa affermazioni in pubblico senza cognizione di causa. Quello viene timbrato da subito e viene emarginato. E questo secondo me è una cosa essenziale, perché ti permette di avere un ambiente, una società completamente obiettiva, di gente che è dato affidabile, decisioni affidabili, e poi di gente che fa, che ragiona, che prende decisioni in modo completamente chiaro e ragionevole. Purtroppo nella società moderna questo non esiste tanto, e appunto questi mezzi di comunicazione attuali appunto non aiutano tanto, nel senso che danno la possibilità a chiunque di esprimere la propria opinione, che è giusto, però non li puniscono o non li isolano quando l'opinione è completamente sbagliata o basata sul nulla. Secondo me bisogna cambiare questo. Ecco, prima o poi bisogna accettare che questo tipo di cose, quindi mettere in giro notizie false o notizie infondate o opinioni che sono fattualmente sbagliate, non porta da nessuna parte, porta solo a conseguenze negative. Quindi in un modo o nell'altro bisogna studiare un modo efficiente per eliminare questo fatto. E infatti non serve subito il parere tuo su questo progetto che potete nascere sosenato dell'uvula, cioè questo telescope Einstein. Intanto tu hai già più o meno di te si tratta, se non lo potete presentare in poche parole, e poi viene a descrivere se è una cosa che potrebbe avere rischio oppure è semplicemente un'installazione assolutamente non rischiosa. Ok, allora il telescopio Einstein è un esperimento su un altro settore della fisica fondamentale. Studia aspetti della teoria che ci spiega il comportamento della forza di gravità su grandi scale, quindi a livello cosmologico, che, come dicevo prima, era la teoria della relatività generale di Einstein, da cui viene il nome. Adesso la teoria è complessa, però
intuitivamente quello che ci dice è che la struttura dell'universo, quindi lo spazio e il tempo, non è un tessuto fisso, statico, piuttosto è completamente dinamico e viene deformato da oggetti che hanno una certa massa. Quindi più massivo è l'oggetto, quindi una stella, un pianeta, più lo spazio-tempo attorno a questo oggetto viene deformato, e questa deformazione poi coinvolge tutto, sia la materia che ci gira attorno, che la percepisce sotto forma di forza di gravità, ma anche ad esempio la luce, che deve seguire la geometria dello spazio-tempo, che appunto viene deformata. Quindi questo ci spiega un sacco di cose sulla struttura delle galassie. In particolare però, per quanto riguarda questo esperimento, quello che la teoria prevede è che se in un certo punto dello spazio, anche lontanissimo da noi, milioni di anni luce, quindi milioni di anni fa, se c'è stata una collisione tra due corpi celesti enormi, quindi enormemente massivi, corpi di questo tipo sono ad esempio stelle di neutroni o buchi neri. Questa collisione quindi hai questi due corpi enormi che iniziano ad avvicinarsi su scale temporali lunghissime, ovviamente, e poi alla fine, secondo un processo complesso, girano uno attorno all'altro e si fondono. In questa fusione viene rilasciata una quantità enorme di energia che si manifesta come vere e proprie onde, che appunto si propagano nello spazio-tempo. Quindi è come puoi pensare a buttare un sasso in acqua, e appunto ci sono questi cerchi concentrici di onde che si allontanano progressivamente dal punto di impatto. Lo stesso è così, ecco, però adesso la geometria è molto più complicata, chiaramente. Quindi è queste onde che si allontanano dal punto di fusione alla velocità della luce e quindi si propagano in tutto l'universo, ecco. Quindi in particolare, se c'è stata una collisione di questo tipo a milioni di anni luce da noi, quindi milioni di anni fa, queste onde gravitazionali dello spazio-tempo si propagano alla velocità della luce nell'universo e dopo milioni di anni possono arrivare a colpire la Terra. Colpire la Terra, queste sono cose molto, molto, sono onde debolissime, quindi sono impercettibili chiaramente a noi. Il problema appunto è che, essendo perturbazioni minuscole, non sono mai state misurate fino a 5 anni fa. Quindi l'esistenza di queste onde gravitazionali è stata teorizzata circa 100 anni fa, ma sono state osservate solo pochi anni fa da un esperimento da un esperimento negli Stati Uniti, che poi ha avuto anche un esperimento fratello in Italia che è ancora attivo adesso, vicino a Pisa. Ora, quindi questa scoperta è importantissima. Uno, perché ci ha permesso di confermare la teoria della relatività generale a livelli di precisione estremamente elevati. Quindi sappiamo di capire come l'universo funziona. Quindi stiamo parlando di una collisione di buchi neri a milioni di anni luce da noi, quindi riusciamo a capire esattamente la dinamica di questa collisione, pur non essendo in grado di vedere i corpi celesti, perché sono troppo lontani, chiaramente, quindi poi sono scuri, quindi non si possono osservare. La forma, la struttura delle onde che sono state misurate è esattamente uguale a quanto si prevedeva dalla teoria, quindi sono delle teorie particolarmente complicate, quindi è veramente sorprendente. Questo è importantissimo. Poi la cosa più importante è che tramite la misurazione di queste onde si arriva a un nuovo modo essenzialmente di fare delle osservazioni astronomiche. Quindi di fatto quello che succede è che, misurando le onde gravitazionali che provengono da un evento cosmologico lontano, abbiamo delle informazioni molto molto precise su quell'evento, e quindi indirettamente, siccome questi eventi succedono a milioni di anni luce da noi, quindi l'informazione richiede milioni di anni per arrivare, quindi di fatto quello che stiamo misurando adesso sono eventi accaduti milioni di anni fa. Quindi direttamente misurare queste onde ci permette di osservare l'universo
com'era, almeno in questi eventi, nel passato, tantissimi anni fa. Ora, quindi è tutto un nuovo campo che la gente sta esplorando adesso, che ha un certo numero di implicazioni e può rispondere a un sacco di domande sulla fisica fondamentale. Quello che si sta provando a fare, o che si proverà a fare col telescopio Einstein, è costruire un sistema di nuova generazione che funziona sempre secondo gli stessi principi di quelli presenti che hanno scoperto le onde gravitazionali. In pratica sono un interferometro, però con sensibilità molto più alta, quindi ha una sensitività anche fino a 10 volte più alta, e soprattutto la possibilità di triangolare, di localizzare esattamente la provenienza dell'onda gravitazionale che si misura nello spazio, senza la necessità di avere un altro esperimento da un'altra parte nel pianeta, nel mondo, che faccia la stessa misura. Quindi è una forma diversa, è un triangolo di circa 10 km per lato, e quindi questo compone 3 interferometri che funzionano in parallelo. La sensitività più alta è cruciale se si vogliono osservare degli oggetti con frequenza, delle onde gravitazionali con frequenza diversa, o anche degli oggetti più lontani, quindi di fatto ci permetterebbe di guardare alla storia dell'universo ancora più nel passato, quindi ottenere degli indizi essenziali per ricostruire quello che pensiamo sia la nostra comprensione di questo tipo di scienza. Ora, l'esperimento è delicato, intanto per ora è in fase di studio, quindi si farà negli anni 30, quindi almeno tra 10 anni. È delicato perché chiaramente è sensibilissimo a queste piccolissime perturbazioni, quindi devi metterti in una situazione in cui tutte le fonti di disturbo esterne sono ridotte, sono minimizzate, quindi devi per esempio eliminare il disturbo termico, raffreddando tutto a temperature molto basse, e poi devi trovare un sito che sia sismicamente stabile e sia lontano da qualsiasi fonte di attività umana. Quindi il centro Sardegna chiaramente è uno dei posti ideali, ma non è l'unico. C'è un altro sito che in realtà è anche piuttosto ottimale in Olanda, Belgio e Germania, vicino al confine. Quindi la decisione penso verrà presa presto, non so esattamente quando, ma se non quest'anno, l'anno prossimo. Quindi la probabilità che tutto questo avvenga a Lula è piccola, però chiaramente non nulla. Secondo me uno deve solo sperare che succeda, perché è un esperimento scientifico d'avanguardia, non ha praticamente rischi per l'ambiente, cioè stiamo parlando di un apparato di misura sottoterra, quindi invisibile dalla superficie, da fuori, e verrà montato insomma da 200 metri di profondità, perché devi essere più lontano possibile dall'attività umana. Quindi è praticamente invisibile, e poi è un apparato di misura, quindi non semplicemente stai misurando quello che arriva dallo spazio, da fuori. Quindi non c'è assolutamente nessun rischio. Poi tutte queste cose chiaramente vengono fatte con la massima serietà e in totale sicurezza, quindi in questo caso non c'è assolutamente nessun rischio. Ecco. Anzi, un esperimento del genere porterebbe un influsso di innovazione nella regione, che sarebbe assolutamente ottimo da avere. E di avere pure un indotto lavorativo che chiaramente possibilmente sì. Trabalhos preparatorios e poi viene un indotto durante il suo funzionamento. Io poi leggendo viene qui al fatto ha sapito esperienza pure di docenza, ha sapito che ne considerare questa miriade di interventos o in conferenze, seminarios e così via, insomma, una vita veramente intensa la tua, cioè tutto questo seminario, ma poi tutti i local diversi, in Germania, in Belgio, Regno Unito, Londra, Italia, Cambridge in America e così via. Insomma, la vita di voi
físicos, de voi scienziatos, è una vita veramente de movimento continuo, insomma, adesso davvero particelle che i polmoni muovitese a velocità incredibili da un loco a satiro. Quanto ti pesa questa? O questo è un... non lo so, è una cosa che pesa o una cosa che ha che ti intendere vioso e insomma è attivo? Dipende. Quindi sì, allora ci sono due tipi di viaggi in sostanza. Uno è per lavoro, quindi per collaborazioni scientifiche, e quelli sono strettamente necessari, cioè bisogna essere nello stesso posto per lavorare ad un progetto in modo efficace. Poi ci sono le conferenze. Le conferenze sono tantissime in questo campo perché ci sono tantissime comunità. Quindi si cerca di massimizzare il numero di seminari, di interventi per poter sia avere un impatto sulla letteratura, quindi sul settore, e poi quindi anche divulgare le proprie idee, i propri progetti, eccetera. Appunto, molte di queste conferenze, cioè stiamo parlando di viaggi anche di un paio di giorni, transcontinentali per un paio di giorni e ritorno. Ecco, questo si possono probabilmente ridurre. Infatti adesso con l'esperienza del Covid, una cosa positiva è che molte di queste conferenze, molte sono state cancellate, però altre si fanno online, quindi usando dei metodi di comunicazione come per esempio Zoom, ed è un modo abbastanza efficiente e ti evita tutta il fastidio di dover viaggiare, quindi la stanchezza, il jet lag, eccetera. Quindi secondo me questo campo cambierà tantissimo dopo l'esperienza di questa pandemia, e molti dei viaggi verranno ridotti, quindi questo anche avrà conseguenze chiaramente sull'impatto ambientale, eccetera, e spero che molti altri settori, professioni facciano lo stesso. Però, ecco, sì. come ponemos pedes in vida e saída nostra, como cercamos de ir a vida, però nos interesaron un pacto de cosas que son esos problemas de questa illa. E uno desses problemas sta appunto sul liceo scientifico. Il liceo in un tu hai studiato, hai avuto una preparazione di base che se mi vede ha dato frutto pure in altro, che a te è più o meno della generazione tua o a corsa della generazione tua. Però oggi è questa base che è servita a preparare, oggi è in crisi metamanna, insomma, cioè, noi schimo su quale potrebbe essere la soluzione di fare un altro ruolo, oppure noi così anche una campagna di comunicazione, cioè che probabilmente è stata sbagliata pure la comunicazione di questo liceo. Ho visto che i bazzenti di Salvide Giacurzu che sono andato a studiare a Forasa, sul liceo scientifico, ma addirittura gente di Sticchesa che sta andato a studiare a un altro liceo scientifico, ma non a sue vita, a sue vizi. Pure è nei suoi vizi un pedigree, cioè non indifferente, insomma, dai no che vabbè sì, tu veramente senti studioso dai gabbale, sente delle meglio. Tu hai a carchi indizio da non dare, carchi tennisco, come te la diaspora vedi tu una prospettiva di poter mezzorare, non andiamo salvare completamente, ma ne si deve mezzorare la situazione. Non lo so, difficile. Sicuramente il liceo è stato importante per me e per tutta la mia generazione. Ecco, dava una preparazione sicuramente molto buona, e poi col vantaggio di essere sotto casa, quindi tutto in un ambiente abbastanza familiare, eccetera. Io personalmente ho avuto dei professori eccellenti che poi in parte mi hanno motivato anche a prendere queste decisioni, scegliere questi settori professionali, ecco. Poi ho un po' perso i contatti con quello che succedeva al liceo, i programmi, eccetera, quindi adesso non so veramente, non sono in grado di dare dei consigli.
Chiaramente è un peccato che si stia perdendo visto a causa dello spopolamento, però è quasi inevitabile viste le dimensioni del paese adesso. Una cosa essenziale chiaramente è il sapersi innovare. Adesso ci sono tutta un'altra serie di materie che contano, che magari 15 anni fa erano meno rilevanti, come tutto l'aspetto informatico, eccetera. Quindi servono anche dei laboratori che richiedono certi capitali per potersi costruire. Quindi uno deve anche valutare se tutto questo è giustificato in un paese così piccolo, per una scuola con pochi studenti, chiaramente. Se c'è l'interesse, sicuramente ne vale la pena, perché appunto ti permette di avere una formazione facile da ottenere in un ambiente molto familiare. Molta gente, per esempio, non va al liceo, sceglie altri indirizzi semplicemente perché andare a formarsi in un certo modo magari richiede viaggiare, spostarsi, quindi in questo modo sarebbe molto più facile. Poi devo sottolineare una cosa, che una cosa essenziale, che a 15-16 anni non si ha idea di cosa si voglia fare nella vita. Ci possono essere delle passioni e dei preconcetti, quindi si prende un certo indirizzo, però in realtà non si sa niente su come funziona il mondo, quindi molte cose vengono decise una volta durante l'università, quando si viene esposti a diversi campi, a diverse idee, eccetera. Quindi una cosa essenziale, come di un liceo, è, a parte la preparazione, che è importante, anche il saper, il modo in cui queste materie vengono spiegate e insegnate ai ragazzi, perché se lo si fa con passione, appunto, si riesce a scoprire magari delle qualità o dei talenti che sono insomma difficili da manifestare a quell'età. Quindi se tutto avviene in un ambiente molto più familiare, informale, come un piccolo liceo di un paese, ovviamente questo facilita un po' le cose, penso. Quindi ha i suoi vantaggi, sì. Sicuramente tenerlo aperto richiederebbe cambiare un sacco di cose oggi, se vuoi essere all'altezza della preparazione richiesta in campo scientifico. Se ne valga la pena o quali fondi richiedano, non ho idea. Questo lo lascio a gente più competente. Beh, però noi che viviamo in bici, cioè è un valore per noi irrinunciabile, potremmo andare sposato chi si cominciano a mancare le strutture, sono prete al debonnamento di Saida, Saida, ad esempio, al depruso impoverinesi, e canto pussi impoveriti, canto pussi sì che da impoverire, e canto pussi pone il problema del spopolamento, cioè chi è vero, non è che siamo in grado di assorbire certe che a voi, insomma, fisici o ingegneri, docenti universitari e così via. Però, insomma, usato che si struttura matese, che si struttura già corso studio indotto. Poi è chiaro che non sono annata ai numeri sul travaglio ed è giusto che insomma chi merito rosestisi in un besestisi, insomma, e ne siamo un mannino noi, insomma, in intervista di oggi arrivano tanti complimenti, ma pure posate che devono avere la verità, mentre sente dei vizi non schia manco chi esistia, cioè sì, chi si bravo spizzino, chi ha studiato, chi si è in loco arto, però non hanno la minima idea di quale in questo loco e di quale impegno bacherfitu e di quale impegno bisogna esponente. Quindi il vostro ramo, grazie insomma della disponibilità che avete dato a questo strumento povero come te, insomma, a BTV si basa su questa tecnologia. Chi vuole anche chi piaghere, chi metta piaghere, figurati. Rafforzato e lo stiamo utilizzando appunto per avere Saida
a Boisi e a Boisi può bosachere un pacco può qualche momento girare a bosachere una raionata che noi che siamo restati in questa che diventano una idea ma che noi speriamo di poter mezzorare insomma di assappare questa maniera certo si può sempre mezzorare ecco. È una bella iniziativa grazie Bustia pro questa è un'ottima idea e poi magari c'è Bespurus idea qualche die poi dimuso di avere un'istanza tra voi di chi Bosese di voi insomma però a ragionare musugai di qualche argomento l'inventiamo ecco tanto bene poi l'argomento da trattare cioè a forza di ne trattare tanto di argomento poi un argomento comune tra voi e Saida lo buscamo di sicuro sperando che non vi è stata firmas in quei pur no, si firma la cioè voi non siete in questo livello dessa firma cioè la fisica non va da essa firma la fisica è basata su adesso il fatto uno fatto o succediti e potete tornare a succedere oppure non succediti e se è successo solo una via non è stato un fatto fisico cioè se non è possibile a tornare a facere questo fatto che renare o che l'hanno contato che è un'aula o che pure non è proprio successo da Gai ma di un'altra maniera bene non lasciamo salutiamo Saida che sta ascoltando siamo un'ora e quarto praticamente sul tempo benissimo cose importanti che con la impresse allora grazie a tutti e buona serata poi ti invitiamo a seguire carcatela de intervista che vamos a seguire a facere una vamos a servire al carattere politico vamos a intervistare a tesinare a Giulio Calvisi che è vice sottoministro praticamente della difesa quindi è come essere in un posto di responsabilità insomma metà mano e poi vamos un'intervista già programmata che tesinata Farina non viene il suo nome sa mamma in linea me lo pote suggerire Luciano Farina e a essere spesso sarà chi saremo concordando a die e quindi ti invitiamo a non ascoltare volentieri bene molto volentieri va bene a me sorvide stanno in linea che anche termino la diretta allora BCTV salutiamo grazie di averci ascoltato se chi tu che piacere questa intervista andiamo a paccherate la scommettiamo un anno e tanno buon usera a tutto canto addio